24. I nostri servizi sono dedicati anche al negozio, agli uffici e alle attività industriali, dalla semplice manutenzione ordinaria alla ristrutturazione completa. Flavio, ti dicevo che questa mattina su una pagina di Facebook dove diciamo si segnalano anomalie, problemi della città, ho letto di alcune persone che praticamente criticavano la gestione della Marcigliana in pratica. Allora tu che sei uno dei volontari che da tanti anni presta diciamo il tuo servizio su questa attività gratuitamente insieme con tutti gli altri, hai qualcosa da dire? Vuoi dirmi qualche cosa? Cosa vuol dire Marcigliana per Chioggia? Allora Andrea, a parte il fatto che sarei curioso di vedere anch'io la pagina di Facebook per capire esattamente che cosa critica. Credo, scusa se ti interrompo, che ci sia una vetrina che venga coperta, infatti, la critica... Che ci sia una vetrina che è coperta, potrebbe starci benissimo perché sono problemi che noi affrontiamo tutti gli anni quando ci troviamo a posizionarsi in piazza. La prima lotta che noi facciamo è quella con i negozianti. La cosa mi dispiace molto perché dover entrare in contrasto con persone della stessa città non è che sia una cosa che mi piaccia molto. Io dico solo una cosa, Marcigliana è un'organizzazione che se dobbiamo essere onesti guardiamo dal punto di vista di comodità, se ci fossimo stati fatto una volta all'anno. Sono 2 giorni in piazza, di cui una la domenica, molti negozi sono chiusi, quindi ritengo che siano spesso diciamo delle critiche un po' gratuite o eventualmente senza avere soprattutto un amore per la città. L'hai detto te prima, noi siamo tutti volontari che facciamo questo per la nostra città, cerchiamo di renderla più vivibile, cerchiamo di renderla più bella, cerchiamo eventualmente di far conoscere quella che è stata la nostra storia, quindi la nostra storia, un periodo importante della nostra storia. Quindi non vedo eventualmente quali criticità ci possono essere, anzi dovrebbero essere fieri di poter eventualmente collaborare con questi volontari per poter eventualmente dare un segno positivo della città. Noi abbiamo esperienze, noi siamo invitati da tutte le parti d'Italia e quando veniamo invitati vediamo come si atteggiano, cosa fanno gli altri negozi o le altre attività commerciali quando hanno manifestazioni di questa importanza. C'è moltissima collaborazione, i negozi anche loro si preparano, fanno qualcosa, partecipano dai menù alle vetrine, ai costumi, alle semplici insegne e cose del genere. Noi ci dispiace moltissimo che invece la nostra città lo vede solo come un business potersi guadagnare sopra. E il bicchiere d'acqua te lo raddoppiano, si allargano i plati attici e cose del genere. Mi dà fastidio sentire che eventualmente questa manifestazione venga vissuta solamente come il negozio o la vetrina che possa essere. Vorrei parlare con queste persone, abbiamo cercato contatti con queste persone più di qualche volta, voi ristoratori, voi negozi, voi commercianti. Non c'è mai stata apertura dalla loro parte per poter eventualmente trovare un contrasto. È chiaro che se c'è eventualmente qualche problematica si possono affrontare, però quando dall'altra parte non c'è nessuno che vuole interloquire con cui possiamo eventualmente discutere di queste problematiche, è difficile poter eventualmente anche cercare di risolvere.
Ciao Maria Grazia, ci dici qualcosa della Marcigliana? Allora, la Marcigliana è la manifestazione che ho nel cuore, per cui non faccio nessuna fatica a parlare di una manifestazione che per me è la più importante della nostra città. È più importante per un semplice motivo, perché è l'unica manifestazione che ha dentro il cuore proprio la città. È nata per la promozione della città e del territorio, ma soprattutto per una riscoperta culturale di quelle che sono le nostre tradizioni. Il nostro senso d'orgoglio e di appartenenza a una comunità che spesso non ci rendiamo neanche conto, ma che nel Medioevo aveva un momento di suo maggior splendore, Chioggia era seconda solo alla Serenissima, quindi solo a Venezia. Il podestà di Chioggia diventava dopo doge della Repubblica di Venezia. E per noi che siamo tutti volontari, fare la Marcigliana e entrare oggi nel vivo di quella che è questa manifestazione è una cosa importante, perché è frutto di un lavoro che dura tutto un anno. Quello che molto spesso ci dispiace un po' è che non veniamo apprezzati per quello che siamo. Io credo che la Marcigliana per sé è un miracolo che ci siano alla fine 120 persone che lavorano tutto l'anno senza dovendosi molto spesso, anzi sempre, pagandosi la pizza se ci troviamo insieme a discutere anche di quelli che sono i problemi della Marcigliana e a portare il nome di Chioggia all'esterno, perché abbiamo fatto numerose partecipazioni ad altri eventi storici. Ricordo solo gli ultimi del mese di maggio, siamo stati all'Azzisa e siamo stati a Ventimiglia con il gonfalone di Chioggia, con il nome di Chioggia e della Marcigliana. Ci siamo pagati anche l'albergo e l'autobus. Ecco, io credo che questo senso di amore per la nostra città deve essere capito anche dalla città. Quindi capisco che possa essere anche un sacrificio per alcuni partecipare, cioè a vedersi la Chioggia riempita di tutte queste cose, però bisogna anche capire che questa è l'unica manifestazione, oltretutto che tutto quello che è stato investito nel comune in questi anni rimane come capitale. Abbiamo un capitale che arriva a 1 milione di euro tra costumi, attrezzature e balestre. Solo una balestra costa dai 2.500 ai 4.000 euro, e con questo ho detto tutto. Grazie Andrea.